all'ombra perché ci vuole parlare di un sistema di supporto alle decisioni per l'agricoltore basato su tecnologia satellitare. Di cosa stiamo parlando? Allora, come hai detto bene, Manna è un DSS, quindi è un software che usiamo ogni volta che vogliamo appoggiarci su un servizio e in questo caso sapere qual è il fabbisogno idrico della nostra coltura. Manna appartiene a Rivulis ed è nato con quello scopo, oltre a quello pure può fornire immagini satellitari. Volevo farvi vedere come si vede Manna e pure raccontarvi una piccola, come il processo, no? Come funziona. Allora, ieri è passato il satellite, ha preso un'immagine di proprio questo appezzamento qua, che è largo 30 metri e profondo 250 metri, e potete vedere qua proprio l'ultima immagine satellitare di 7 luglio 2021. E vedete qua che si vede il livello di vegetazione, è stata già processata e che per esempio possiamo individuare qua una zona in centro che fa un pochettino più di fatica a crescere. Potrebbero essere mille motivi, potrebbe essere che non l'abbiamo irrigato bene, potrebbe essere che qua dentro forse la tessitura è più grossolana, si perde dell'acqua, forse è più sabbioso, o siamo molto vicino al mare, quindi forse ci sono problemi di salinità. Il Questo che posso dirti è molto probabile in questa azienda e soprattutto in questi appezzamenti qua. Sì, sì, anzi mi hanno detto già il responsabile che ci sono problemi di sale. Questa è informazione molto valiosa per l'agricoltore, soprattutto informazione che noi abbiamo accesso a un archivio di 3 anni di storicità di immagini satellitari, quindi in questo caso potremmo confrontare con immagini dell'anno scorso e dire ma questo problema lo avevamo l'anno scorso, ad esempio, e quello che fa Manna è questa immagine qua, la processa insieme con un'altra informazione agronomica come il tipo di coltura, in questo caso soia, tipo di suolo, tipo di irrigazione, perché l'irrigazione a goccia non ha la stessa efficienza che in questo caso sarebbe un'efficienza del 95% che un'irrigazione a pioggia, e con una routine di irrigazione ci viene con un calendario intelligente dove possiamo vedere tutti i nostri eventi di irrigazione per la prossima settimana. Come potete vedere qua, in questa riga qua al di sotto, vediamo gli eventi di pioggia. Oggi, secondo le previsioni, questa mattina sono piovuti 4 mm. Se noi sappiamo che per questo appezzamento qua, perché abbiamo un pluviometro, anziché 4 sono ad esempio 2, noi correggiamo qua, 2, aggiorniamo, e il consiglio irriguo dei prossimi giorni cambierà. Ad esempio, se io domani non vorrei irrigare, voglio rimandare per un altro giorno, elimino l'evento di irrigazione per domani e aggiungo qua sabato. Potete vedere pure in diretta come cambia la stima del bilancio idrico del nostro suolo, con i diversi limiti FC è capacità di campo, WP è il punto di appassimento e RAW è l'acqua facilmente disponibile. Molto interessante. Quindi non abbiamo diciamo sensori di campo, ma vi basate sulle immagini satellitari. Quali satelliti utilizzate? Noi usiamo Landsat, Sentinel e pure Planet. È importante che questo sia chiaro. Allora, Manna è una soluzione sensorless, vuole dire che io questa mattina ho inserito l'appezzamento e qualche minuto dopo avevo già il consiglio irriguo e l'accesso all'archivio storico di tantissime immagini satellitari. È possibile però integrarla con stazione meteo e pure centraline di irrigazione. Quindi è possibile fornire il consiglio irriguo senza avere niente installato sul campo, che rende le cose abbastanza facili. Esatto, che può essere molto comodo, però se vuoi migliorare la qualità dell'informazione potresti anche disporre di qualche sensore in campo per tarare ancora meglio. Perfetto, perfetto, molto bene, ottimo, grazie. E questo, no, un'ultima domanda, questo è un servizio che voi offrite, a pagamento è mensile, annuale, biennale? Diciamo che si gestisce mensilmente, quindi c'è un prezzo lordo che a proposito è possibile fare una prova gratuita sul sito web manna-irrigation.com, è disponibile anche in italiano e dipendendo dalla lunghezza del ciclo della coltura allora ha un maggiore o un minore prezzo, oppure è proporzionale alla superficie dell'appezzamento. Anche, certamente.